Io provo a parlare senza microfono, si sente? Sì. Ok, meno male. Tanti auguri di buon Natale, rinnovo i miei auguri da parte mia, da parte del coro. Non mi dilungo con altre parole, vi presentiamo subito il nostro primo brano, che è tratto da un libro che ho scritto io qualche anno fa, una messa in latino a 4 voci per coro misto, appunto, dal titolo Magnificat, e oggi vi presentiamo appunto il brano che dà il titolo a questo volume. Quindi il Magnificat, a voi. Grazie mille, andiamo avanti, visto che appunto ci troviamo sotto le feste natalizie, era quasi d'obbligo proporre al pubblico un canto della tradizione natalizia, e oggi su Mia Armonizzazione vi proponiamo In Notte Placida. Buon ascolto. Io
Bene, adesso cambiamo un po' repertorio perché passiamo dal sacro al profano, da un canto della tradizione a un canto che invece fa parte oramai della tradizione del coro di Tiana, un canto a cui sono e siamo molto affezionati per tanti motivi, uno dei primi canti che avevo musicato per loro, su poesia del grandissimo e indimenticabile Tonino, che aveva il potere di regalarmi delle poesie meravigliose. Io ho sempre detto che si musicavano da sole, e su questo Cinzia sa bene, mi sta già facendo il pollice su, sa bene che sto dicendo una grande verità. Erano musica già loro da sole, per cui le note venivano fuori senza nessuno sforzo, e di questo non finirò mai di ringraziarlo. Sono sicura che adesso ci ascolta, è con noi, e non solo lui, e quindi niente, vi presentiamo appunto questo canto che si intitola Rosa Purpurina. E adesso, dopo una delle prime poesie che Tonino mi aveva donato e che io avevo avuto modo di musicare, vi proponiamo invece l'ultima, proprio l'ultimo canto che ho scritto per il coro di Tiana col testo di Tonino. È una canzone che, se non erro, era la risposta ad Uno de Amore, se non mi ricordo male, vero? Tonino me lo diceva sempre. Un canto, chiaramente io dico sempre che siamo affezionati a tutti, lo dico per tutti perché alla fine è la verità, sono tutti figli nostri, quindi è sempre un piacere cantarli.
soprattutto ricordandolo e ricordando insomma tutti i nostri amici che ora sono con noi in una maniera diversa. Terranzena.
adesso lasciamo spazio ai nostri cori ospiti, ancora tanti auguri di buon Natale. Diana, siamo molto felici di partecipare a questo concerto di Natale. Il primo brano che vi presenteremo è un canto di tradizione sarda, Candesnato Gesù. Scritto da Soleandro. Oh
sul dolore. Dromi su vicino in questa culle oro, pro di lamentare de noi serbenidu. Mamma resta faca, babbo a s'altro lato, in mezzo bisestue che prende oro. Dromi su vicino in questa culle oro, pro di lamentare de noi serbenidu. Voi siete sul mondo amore, tanana chi sei redentore, lui vede ogni stella o sole, tu è guerriero contro il suo dolore. Il prossimo brano che presentiamo è un canto medievale del 1582 preso dalla raccolta Pie Cantones, Gaudete. Gaudete, Christus est natus,
Virgine, gaudete, 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 Christus es natus, ex Maria Virgine, gaudete. Che è un brano in lingua sarda, musicato sulle note di The Sound of the Silence di Paul Seguione e su una nota de Cantone. Una notte dell'Antone, questa notte svelata, quando vedo sopra sas nubes, si splendore un momento, est un incanto, custi stella in su in sugheru, questa notte svelata, in su coro verutue, pizzinetto chi arrive, giù che spaghe calma e bondade, chi sa tristezza è spassata. Est una notte de Cantone, questa notte rallegrata, questa notte svelata, maestamente in su coro, al regordo de pizzinu, quando tu vi più facile, quando sarà fresca e limpida, e soggiogos un incanto grosso gros, est una notte svelata, in su coro merutue, zinellu chi arrie, giù che spaghe calmare bondade, chi sa tristezza è spassata, est una notte de Cantone, questa notte rallegrata, questa notte svelata, questa notte L'ultimo brano cogliamo l'occasione per farvi tanti auguri di buon Natale e di buone festività. Chiudiamo con Siamba, un canto di tradizione Zulu che ci invita a ballare e cantare insieme. Sia
We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching, marching, we are marching in the light of God. Siamai kukanye kenko, siamai kukanye kenko, siamai kukanye kenko, siamai kukanye kenko, kenko siama, ama siama, ama siamai kukanye kenko, kenko siama, ama siama. Vado senza microfono. Buonasera a tutti, noi siamo il coro polifonico Silanus, saluto gli amici di Tiana, del coro polifonico di Tiana e Marco Totte per l'invito. Ormai siamo un po' di casa qua da queste parti, quindi insomma siamo a casa, quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli. Oggi vi presentiamo 5 brani che vi saranno presentati uno per uno dalla nostra maestra Cinzia Fatti. Prego Cinzia. Buonasera a tutti. C'è tanta commozione, tanta emozione da parte mia. Per chi non lo sapesse, ho lavorato qui tanti anni non solo con dei coristi, ma con degli amici. Io ho trovato una grande famiglia che porterò sempre nel mio cuore. Era l'anno 99, nel 1999 arrivai qui giovane, magrolina. Io infatti non mi spiego come mai Maria Chiara è ancora magrolina. Comunque ho iniziato a lavorare con loro, abbiamo tantissimi ricordi, abbiamo un bel cassetto dove rievocare tutte le nostre emozioni. Purtroppo non ci sono tutti i coristi che allora c'erano. Loro sicuramente ci guarderanno e ci ascolteranno dall'alto, sorrideranno come sempre sorridevano e saranno qui con noi stasera. Grazie al coro polifonico di Tiana che mi ha voluto qui con loro stasera, ha voluto il coro di Silanus. Grazie per tutto il cuore e tutto l'amore che continuate a darmi nonostante io sia lontana. Saluto tutti quanti voi, alcuni li ricordo, altri meno, ma la maggior parte mi ricordo. Non so se voi vi ricordate di me. Saluto le coriste di Azzara che abbiamo avuto modo di incontrarci qualche giorno fa, le coriste di Ovota, insomma oramai stiamo diventando una famiglia, un tutt'uno, ci incontriamo ogni pochi giorni, è una cosa bellissima, questa è la musica. Questa è la musica, saluto tanto Ramona, saluto Maria Chiara alla quale ho affidato i miei leoni, io li ho sempre chiamati così e così continuerò a chiamarli, che li dirige egregiamente. Grazie Maria Chiara. Noi proseguiamo e vi faremo sentire e ascoltare 5 brani del nostro repertorio. Il primo brano è un brano spagnolo
tratto dalla tradizione natalizia. Inizialmente questo brano è stato composto per Gesù Bambino, poi è stata creata una ninna nanna per una bambina, infatti il titolo è Alla Nanita Nana, proprio perché è dedicata a una bambina. Ora vogliate gradire Alla Nanita Nana, il coro di Silanus. Questo è per darmi il lato.
Allora, terzo brano che vi proponiamo è un brano molto conosciuto, un brano di Zucchero. È un brano di Zucchero che lui ha composto in un periodo molto triste per lui, poiché aveva subito una separazione dalla moglie, perché purtroppo aveva un esaurimento in corso e quindi si è rinchiuso per un po' di tempo e, ascoltando le opere di Puccini, lui ha scritto questo pezzo e ha voluto chiedere a Pavarotti l'aiuto per cantarlo insieme a lui. Inizialmente Pavarotti rifiutò, come dicono ai pacchi, rifiutò l'offerta e andò avanti, ma lui imperterrito Zucchero voleva cantarla insieme a lui, quindi alla fine è riuscito a convincerlo e hanno fatto insieme un bel capolavoro, Miserere.
Ora ascolteremo un brano di un famoso violinista del 1700 circa, un brano di Vivaldi. Antonio Vivaldi scrisse Tre Gloria e questo è uno dei più famosi. Antonio Vivaldi, detto anche il prete rosso, perché era un prete, aveva i capelli rossi, ma li nascondeva spesso con le parrucche che si usavano appunto in quegli anni. E noi ora vi proponiamo il Gloria di Vivaldi. Noi concludiamo la nostra esibizione augurando a tutti voi un anno sereno, pieno di gioia, sorridente e allegro. Allegro come sono i coristi di Tiana, allegri, sempre allegri. Questo brano lo dedichiamo, non a caso abbiamo il fiocchettino rosso, perché dedichiamo questo brano a tutte le donne che hanno subito tanto male. Infatti il brano si chiama La voce per avere la forza, noi la dedichiamo a tutte queste donne. Auguriamo a voi buone feste, buon anno a tutti quanti. A voi la voce.
Mi sentite senza microfono? Innanzitutto complimenti sia al coro di Alzara, a Mona e sia al coro di Filano di Cinzia. Veramente l'ultima esibizione emozionante veramente. Adesso io pregherei i presidenti dei maestri dei cori ospiti di venire qui da me. La voce. Si sente? No. Allora pregherei i maestri, chiamano maestri anche se abbiamo Poderosa quest'anno che è 3 maestre ma sono maestri. Pregherei Cinzia e Ramona di venire qui da me. Ecco un piccolo omaggio per voi. Prego. Questo è per te. Grazie. Grazie mille a tutti, ancora tanti auguri. Presidenti, Massimo. Grazie nuovamente. Adesso il padrone di casa che finalmente dopo. Grazie. Questo è un piccolo omaggio dal coro a te, Elena. Don Michele c'è? È da rifarlo. Non c'è Don Michele? No, da rifarlo. Va bene, grazie a tutti. Grazie mille, buona festa a tutti. Adesso i presidenti si fermino che facciamo un piccolo buffet insieme qui in chiesa, va bene? Padrete ci dà la possibilità di farlo. Va bene? Se dovete... Abbiamo capito? C'è un piccolo buffet per i presenti.